Si sapeva da sempre che il ponte aveva un problema di progettazione. Quando abbiamo comprato la società Autostrade, abbiamo detto che ci stava bene così come stava. Siccome lo sapevamo che c'era quella cosa ed è stata ampiamente discussa e presentata in molte occasioni, bisognava semplicemente, come nostra responsabilità, dire: ragazzi, bisogna rifare sto ponte. E siamo andati. Sì, certo, lo sapevamo. Certo. Sono frasi che aggiungono rabbia e sconcerto quelle che il Fatto Quotidiano pubblica in esclusiva con una intercettazione tra Gianni Mione e Sergio Erede, datata inizio 2020. Esattamente un mese fa, l'ex amministratore delegato di Edizione, la holding dei Benetton, aveva scatenato la bufera al processo a Genova per il crollo del Ponte Morandi, sostenendo come già dal 2010, 8 anni prima del disastro, tutti sapessero dei rischi dell'infrastruttura. Il mio più grande rammarico, aveva detto in aula. Ora queste affermazioni trovano un riscontro ulteriore. L'intercettazione telefonica tra Mione e il consulente legale del gruppo Benetton Sergio Erede va in scena un anno e mezzo dopo la tragedia, quando il governo Conte II agita lo spettro della revoca della concessione autostradale ai Benetton. Mion spiega a Erede quanto il caso Ponte Morandi fosse sul tavolo fin dall'inizio. È stato fatto una riunione, un'indagine in cui c'erano tutti i consiglieri di amministrazione di Atlantia, gli amministratori delegati, il direttore generale e il management, e loro hanno spiegato che quel ponte lì aveva una difficoltà di progettazione, una peculiarità di progettazione che lo rendeva molto complicato. Allora, quando io ho chiesto all'ingegner Castellucci e ai suoi dirigenti, fra cui l'ingegner Mollo, direttore generale, chi è che certifica la stabilità di sto ponte e l'agibilità di sto ponte, mi è stato detto: ce lo autocertifichiamo. Ci ho spiegato? Beh, ho capito, io queste circostanze non le conoscevo. Ma allora bisogna saperle però, perché sennò qua arriviamo a conclusioni pericolose. Durissimo il giudizio sui Benetton dall'allora potente manager. Allora loro adesso hanno individuato giustamente l'inettitudine della famiglia Benetton. Ok, però la famiglia Benetton, nella sua stupidità, può anche dire: sì, io mi sono fidato di Castellucci, di Tommasi e di quant'altro, però mi sono fidato anche dei controlli che dovevano esserci. Non ci fu poi alcuna revoca. Il governo liquidò Atlantia, la holding controllata dai Benetton, con oltre 8 miliardi di euro e attraverso la Cassa Depositi e Prestiti si ricomprò Autostrade per l'Italia, accollandosi i debiti e le cause legali. Già però a inizio 2020 Mion era convinto che i gravi inadempimenti, motivo concreto per revocare la concessione, fossero reali, gettando un'ombra scurissima sulla tenuta della rete autostradale allora controllata dalla famiglia di Ponzano. Siccome stiamo parlando di una rete vecchissima che ha mediamente più di 60 anni, praticamente da rifare tutto. In Liguria, piuttosto che in Toscana, piuttosto che in Abruzzo, piuttosto che nel Molise, è tutto a rischio e può succedere di tutto. Cosa facciamo?